Risiede a Catania. Domiciliato via Centro Operativo Catania. La formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondo nulla di parte a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Dottore, lei si è occupato delle attività investigative relativa alla distruzione della villa del presentatore Pippo Baudo avvenuta nell'anno 1991, nel novembre del 91? Sì, signore. Ci può dire che tipo di attività specificamente ha avuto delegate? Fu data delega alla DIA di Catania di assumere a verbale e poi fare i riscontri il collaborante Caschetto Giuseppe. Caschetto Giuseppe è un collaboratore di giustizia natio e originario di Siracusa. Chiedo scusa, dottore, se la interrompo. Se però, allorché riferirà dell'attività investigativa di riscontro, evita di riferire il contenuto, laddove possibile, del contenuto delle dichiarazioni del collaborante stesso, cioè specificamente sull'attività investigativa di riscontro. E poi le volevo anche chiedere se a voi risultava che nel passato altri attentati siano stati subiti o siano stati fatti in danno di immobili nella disponibilità di Pippo Baudo. Sì. Innanzitutto, se questa attività di riscontro, relativamente a quali collaboratori di giustizia è stata fatta? Ho citato poc'anzi Caschetto. Avete operato anche attività di riscontro per dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia? Limitatamente alla verifica di quello che era stato detto dal collaborante Caschetto, cioè mi spiego, cerco di essere più chiaro. È stata data delega alla DIA di verificare una serie di situazioni investigative che riguardavano deposizioni rese dal Caschetto, e quindi per riscontrare queste deposizioni si è anche dovuto riscontrare altre deposizioni di altri collaboranti. Stava poc'anzi inquadrando l'area criminale di provenienza del Caschetto, dottore, se può dirci qualcosa? Sì, il Caschetto, nato e cresciuto a Siracusa, nell'ultimo periodo di sua attività delinquenziale si è accostato ad un gruppo che era vicino al gruppo del Nardo Sebastiano D'Alentini. Presidente, se può un attimo interrompere il test, perché c'è un'opposizione, non sulla domanda ma sul tema di indagine, quindi perché altrimenti potrebbe essere tardiva e inutile dopo. Sì, Presidente, grazie. Senta, il dottor Gammino, lo dico alla Corte, è stato citato su questo articolato in ordine alle società e agli immobili cui era interessato il presentatore Pippo Baudo e ai pregressi attentati a danno dei predetti immobili. Questo tema di indagine sui riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, credo che ci siano altri testi che lo faranno, ma certamente fra costoro non è citato il dottor Gammino, che ripete a dire, siamo a pagina, non ho la pagina, è la lista relativa al procedimento, quello che poi porta il 3895 Corte d'Assise, è la posizione 274 e l'articolato di prova non riguarda assolutamente quello che ha detto il collaborante di cui stava parlando il dottore Gammino e tutta questa, questo argomento di indagine che è assolutamente estraneo al tema probandum per cui il test è stato citato. Quindi chiedo alla Corte di precludere questo tipo di esame e di ricondurre le domande all'articolato di prova per cui lo stesso è stato ammesso. Volevo soltanto dire che
Mi sembra che il tema di indagine sia proprio l'attentato subito da Pippo Baudo, ma l'avvocato Catania dovrebbe conoscere anche il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali, proprio in ordine a quel tema di indagine letto poc'anzi nell'articolato dall'avvocato stesso, hanno riferito. Da qui la domanda e il tipo di risposta che il test stava iniziando a dare, Presidente. Ha il capitolato davanti il pubblico ministero? Oppure? Fida del mio lo posso fornire, Presidente. Signor Presidente, in buona sostanza, anche i collaboratori di giustizia hanno riferito di precedenti attentati subiti dal Pippo Baudo. Ecco perché l'articolato è posto in quella maniera e comunque il tema di indagine rimane uno sviluppo dell'attentato, uno sviluppo della tematica investigativa in esito all'attentato subito nel 91 dalla Baudo. Veramente mi sembra assurdo, cioè, forse il problema è che mi sembra assurdo. Io volevo dire questo, la Corte già si è occupata di questo problema, solo che dovrebbe riscontrare l'ordinanza e anche ritirarsi ed emettere un'ordinanza. Se intanto il pubblico ministero può procedere a un esame attenendosi strettamente alla formulazione dei capitoli di prova, noi potremmo superare l'impasse che è di natura puramente contingente. Insomma. Signor Presidente, sì. L'articolato che viene predisposto dall'Ufficio del Pubblico Ministero in occasione della presentazione della lista testi è un articolato per temi e certamente non può essere raffrontato all'articolato del processo civile, nel senso che in quel contesto si pongono le domande, cioè il tema è stato indicato
e su quel tema il test ha compiuto determinate attività e su quel tema viene interrogato. Fra l'altro già alcuni verbalizzanti sono stati sentiti specificamente sull'attività di riscontro operata in esito a dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Scusi, mi voglio scusare il pubblico ministero se la interrompo, non era per sollecitare una replica. Chiedevo se il pubblico ministero poteva procedere diversamente attenendosi strettamente ai capitolati formulati nell'atto. Se il pubblico ministero mi dice no, che insiste nella domanda, la Corte si ritira ed esamina la questione. Non era stata fatta la domanda da parte del difensore. Poc'anzi mi è sembrato di comprendere che il difensore non si sia opposto alla formulazione della domanda. Lei stesso l'ha detto, avvocato Catania. Scusi, dottore Marino, ma dico, se mi oppongo al tema d'indagine, allora mi oppongo alla domanda del tema d'indagine. Mi pare. Dico. Il pubblico ministero, per favore. Il pubblico ministero. Il testimone c'è? Allora, la Corte ha attenzionato il capitolo di prova dove si parla di pregressi attentati in danno degli immobili che la parte offesa, di cui la parte offesa sarebbe stato proprietario o comunque sarebbe stato interessato. In relazione a questo capitolo di prova è stata controllata della giurisprudenza dalla quale si desume che non occorre una ulteriore, individuato il tema della prova, non occorre una specificazione delle domande che dovranno essere poste al testimone. E in base a questa giurisprudenza, che è diciamo nel senso della ammissibilità, nel senso più ampio delle domande che possono farsi al test sul tema indicato, pare alla Corte che le domande possano essere poste dal pubblico ministero, cioè l'esame, così come era stato iniziato dal pubblico ministero, possa essere proseguito. Introduciamo il test. L'ufficiale giudiziario, per favore, glielo vuole fornire questo all'avvocato Catania. Grazie. Allora, dottore, lei stava riferendo poc'anzi del contesto criminale in cui risultava aver operato il caschetto. Sì, mi dica. Ho risposto che nell'ultimo periodo di sua attività criminale, per una serie di riequilibri del territorio, il gruppo a cui apparteneva il caschetto si era accostato al nardo Sebastiano D'Alentini. Lei prima di prestare servizio alla DIA dove prestava servizio, dottore? Dirigente squadra mobile di Siracusa. Avete compiuto attività investigative relativi a pregressi attentati subiti da immobili nella disponibilità di Baudo? Sì. Glieli riassumo in breve. Chiedo scusa, dottore, lei sta consultando atti redatti da lei?
Sì, signora. Precedenti danneggiamenti patiti dal baudo. Il 17 gennaio dell'89 presso la stessa villa di Santa Tecla con un lieve danneggiamento di un angolo esterno della casa, e 4/2/89 in Militello presso un altro immobile di pertinenza dei genitori, ove i malviventi cospargevano benzina. Per quest'ultimo episodio si rilevava in atti che l'Arma dei Carabinieri di Vizzini aveva denunciato in stato di irreperibilità alla Procura della Repubblica di Caltagirone i pregiudicati lentinesi Giampapa Giuseppe, classe 53, e siracusano Marcello, classe 61, entrambi ritenuti inseriti nel consesso del mafioso del Nardo Sebastiano. A lei risulta, dottore, per le attività investigative svolte, che il baudo avesse avuto nel passato la disponibilità di immobili nella zona del Siracusano? Da accertamenti svolti è il risultato che in contrada Murro di Porco, oggi via degli Zaffiri, o Zaffiri perché non è chiaro questo, località Plemmirio, è una contrada di Siracusa, la contrada Morro di Porco, esiste un complesso residenziale prospiciente al mare su cui sono state erette 9 ville. Questa zona è anche chiamata Costa Bianca. Il terreno è stato identificato, il terreno com'era fin dalle origini, era di 1,71 ettari, veniva acquistato il 24 gennaio del 1969 dal baudo Giuseppe con rogito del notaio Grasso da Melilli. Nel 1973 il baudo rivendeva varie particelle dell'immobile a distinti soggetti, tra cui un imprenditore edile, tale Pancera Ferdinando, classe 14. Contestualmente gli altri acquirenti delle altre particelle vendevano a loro volta al Pancera le loro proprietà acquistate dal baudo, e quindi il tutto si riuniva in capo all'imprenditore edile Pancera Ferdinando. Seguiva la costruzione di 9 ville, di 9 unità immobiliari, villette più che ville, sono delle villette del tipo bungalow, delle piccole villette, dei piccoli accorpamenti di immobile. Costruzione effettuata sempre a cura dello stesso Pancera. Nel 78 il prefato imprenditore cedeva all'uomo di spettacolo, al baudo, una delle villette. La rimanente parte della costruzione invece verrà venduta a terze persone o tenuta in proprietà allo stesso costruttore. Quindi nel 78 il baudo Giuseppe possiede una delle villette in quella zona. Nel 1980 però, il 30 maggio del 1980, il baudo cede questa villetta a un nuovo acquirente a nome Fusillo Matteo, classe 58, da Barletta, all'epoca domiciliato a Roma. Quindi dal 1980 il baudo materialmente non possedeva più alcun immobile nella zona, però in sede di accertamenti e di verbalizzazioni di un guardiano del luogo e di accertamenti effettuati sul luogo si è rilevato che di fatto quelle villette erano conosciute come le villette di Pippo Baudo, anche successivamente al 1980, e comunque un contatore dell'energia elettrica ancora riportava la dizione Baudo Giuseppe, la etichetta Baudo Giuseppe. Di fatto, concretamente, dal 1980 in poi il baudo non è più proprietario, dal maggio del 1980, di questa villetta in questa zona. Gli accertamenti relativi alla
all'audizione del guardiano di cui lei ha parlato, dottore, e circa l'etichetta sul contatore della luce, fino a che epoca risalgono? L'audizione è del 1994, se vuole posso prendere la data dell'audizione. Ecco, preciso meglio la domanda. Questo fatto notorio che quelle villette si appartenessero al Baudo, fino a che epoca era tale, diciamo? Guardi, anche quando io ero dirigente della squadra mobile si diceva, le villette del Baudo. È chiaro però che chiunque avesse voluto fare un accertamento concreto nel sito avrebbe accertato che il Baudo dall'80 non era più di fatto proprietario di alcuno degli immobili e abbiamo anche accertato che non è stato mai effettuato alcun danneggiamento nelle 9 villette oggetto di esame nel tempo. Lei, dottore, fino a quando è stato dirigente della mobile a Siracusa? Fino a che anno? Settembre 1993. Dottore, può spiegare alla Corte le ragioni, il perché di questo accertamento in merito alla disponibilità di immobili nel siracusano in capo al Baudo? Perché il collaboratore Caschetto, da noi assunto a verbale, nello spiegare come elementi del suo gruppo erano stati richiesti o utilizzati per una serie di attività fuori dal suo territorio in nome e per conto di altri distinti gruppi criminali, fra cui Cosa Nostra e Tennea, aveva rappresentato che era stato richiesto di effettuare un danneggiamento ad una villetta nella zona di Costa Bianca appartenente al Pippo Baudo. Dottore, per quanto riguarda gli altri danneggiamenti, in particolare quello in precedenza operato nella villa di Santa Tecla, forse l'ha già detto l'anno, se lo può ribadire, l'anno in cui si verificò? Glielo ripeto, sono 2 i danneggiamenti, quindi un attimo solo che lo riprendo per prendere la data esatta. E allora, Santa Tecla, 17 gennaio 1989. Mentre per quanto riguarda Militello 4289. Voi avete compiuto accertamenti circa gli effettivi proprietari del complesso alberghiero di Santa Tecla? Sì. Ne sto cercando tutte le specifiche che ho riportato sempre in questo. E allora, Santa Tecla, l'albergo Santa Tecla. Nasce il tutto da una società per azioni Santa Tecla che viene costituita nel 1971, il 22 del 1971, rappresentata all'epoca dall'avvocato Cavallaro Giovanni, nato a Giarre, con la qualità di amministratore unico. Mi avvicino così forse. La società per azioni dal febbraio del 1972 inizia ad acquistare una serie di immobili da vari soggetti, sono tantissimi, acquisti che proseguono nel 73, nel 75, nel 76, nel 77 fino credo al 1981. Nel contempo
però viene costruita l'albergo Santa Tecla. Gli ultimi acquisti si riferiscono a pezzamenti di terreno che servono per ingrandire le pertinenze dell'albergo Santa Tecla o per completare, soprattutto per permettere delle vie di accesso, di diversificare vari servizi dell'albergo Santa Tecla. La società per azioni a cui faccio riferimento viene costituita, oltre che dal Cavallaro Giovanni, da Arnaboldi Cecilia e Mosso Luciano, entrambi da Roma. La ragione sociale: costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti alberghieri. Attività però da svolgere esclusivamente nell'ambito della regione siciliana. Seguono all'atto della Costituzione una serie di incrementi di capitale necessari anche per permettere la costruzione, oltre che per permettere l'acquisto di immobili, anche per permettere la costruzione dell'immobile stesso. Seguono una serie di revoche di nomine di cariche sociali. La gestione di fatto dell'albergo Santa Tecla si sposta con degli atti di affitto ad altre società. Non so se volete poi sapere, perché non credo che sia stato richiesto su questo. Mi interessava sapere gli effettivi proprietari, cioè i componenti delle società che si sono succedute nel tempo nella proprietà dell'immobile. La proprietà dell'immobile viene trasferita poi il 30 dicembre del 1980 alla Stia Società per Azioni. I soci chi erano? Soci fondatori sempre il Cavallaro Giovanni, nella sua qualità di amministratore unico della Santa Tecla SpA, che conferisce il Cavallaro una certa quantità di quote sociali, 4 miliardi 923 milioni di quote sociali, Gravina Rosalia e Puglisi Cosentino Raffaele, questi ultimi con quote marginali di 2 milioni cada uno. Viene eletto amministratore unico Gravina Rosalia. Mi dica. Vi furono modifiche successivamente, dicevo, dottore? Vi sono delle modifiche sociali, di cariche sociali, nell'84. Nell'88 la società si trasforma in società a responsabilità limitata. Mi dica. Sono rimasti poi queste, chiedevo anche le quote sociali, nel senso ci sono state variazioni nella effettiva disponibilità delle quote sociali, dottore, o nuovi ingressi di persone fisiche? C'è stato un modificarsi nel tempo, dovremmo riassumerli, posso farlo benissimo, almeno per quella che è la parte che... Cioè nell'ultimo periodo dell'accertamento, chi risultava proprietario dell'immobile, quale società e chi ne erano i soci? Al 26/8/1993 presidente del Consiglio di amministrazione e Puglisi Giovanna. Alla data del 20 maggio 1994 il collegio sindacale, quindi sto riportando le ultime modifiche, il collegio sindacale è composto da Antonio Pogliese, Domenico Strano, Giuseppe Carciotto, Filippo Donzuoso e Massimo Tuttobene, cariche che risultavano essere ancora attive alla data della redazione della CNR del 20 dicembre del 1994. Voi avete compiuto accertamenti in merito alla disponibilità di un albergo nella zona del Messinese di nome Eloian? Sì. Glielo prendo un attimo.
si è verificato in buona sostanza che vi era la possibilità di una coesistenza nella gestione dei due alberghi, del Santa Tecla e di questo albergo del Messinese. Sto prendendo... Sì, prego, dottore. E allora, nella serie di accertamenti che sono stati fatti riguardavano la gestione dell'albergo Santa Tecla, si è verificato che a seguito di una serie di passaggi tra società la STIA viene stipulato un contratto di locazione tra la STIA proprietaria, la STIA SRL proprietaria, rappresentata dal consigliere Cavallaro Giovanni, e la SRL Somega, che è una ditta locante, rappresentata da Puglisi Cosentino Raffaele, con durata di locazione sino al 31 dicembre del 1998. Il 9586 la SPA si trasforma in SRL per delle perdite contabili. Nel contempo la ragione sociale del Santa Tecla viene ampliata alla gestione in genere di complessi turistico-alberghieri. Il Puglisi mantiene la funzione di rappresentante legale, segue un assorbimento delle due altre società, cioè la Santa Caterina SRL e la Sica SPA, assorbimento del 9287 con un accorpamento della gestione dell'albergo Eloian in Parco Hotel di Milazzo. Quindi il 92.1987 inizia, a seguito di questo accorpamento, la gestione dell'albergo Eloian in Parchi in capo alle stesse persone che hanno la gestione del Santa Tecla. Se dovessimo riassumere sarebbe molto più difficile. Io ho cercato di sintetizzare, anche se non so se sono stato chiaro. sufficientemente chiaro. Quindi in buona sostanza vi era questa gestione e del Santa Tecla Sì. e dell'Eloian da parte della medesima società proprietaria Sì, del Santa Tecla. sì, Mi sembra di comprendere così. esatto. Da quella data, Sì. 9287. Dottore, voi avete compiuto accertamenti in merito a eventuali interessi del Baudo in ordine al complesso Santa Tecla? Dall'esame documentale non è emerso alcun riferimento nominativo alla persona del Baudo, né per quanto attiene la proprietà né per quanto attiene la gestione dell'albergo. Quindi le società, per quanto attiene le società che hanno gestito l'albergo. A voi risultano collegamenti, o comunque se avete compiuto attività investigative in tal senso, per rapporti di affari fra il Puglisi Cosentino e il Baudo? No signore, io personalmente non ho eseguito alcun accertamento in questo senso. A voi risulta, avete compiuto attività investigative in tal senso, se nel passato l'Eloian ha subito attentati? Sì, è emerso che ha subito, ha patito un attentato. Un attimo che prendo le date.
Alla data del 4/4/1990, Milazzo, Messina, ignoti fanno esplodere una carica all'ingresso del complesso Eloian Inn Park Hotel con scardinamento della porta d'ingresso a vetri. Dalle prime deposizioni rese all'epoca dagli addetti al complesso, alle forze di polizia intervenute, venivano escluse a verbali esistenze di precedenti richieste di natura estorsiva. Stessa cosa confermata poi dalla proprietà Puglisi-Cosentino. A voi risulta se in danno del Santa Tecla Palace siano stati compiuti attentati o comunque siano state avanzate richieste di natura estorsiva? Non risulta che siano state effettuate richieste di natura estorsiva dai nostri accertamenti e non risulta che siano stati effettuati attentati dai nostri accertamenti. I vostri accertamenti in che periodo sono stati fatti? In quel periodo, 1900 dicembre 94. C'è domanda? Dottore, avete fatto accertamenti in ordine ad eventuali attentati? Sono stati fatti accertamenti in ordine ad eventuali attentati posti in essere nei confronti di proprietà del Baudo o comunque della moglie in altra parte del territorio italiano? Sono stati fatti degli accertamenti da personale della DIA per verificare se in Sardegna, credo, fossero state eseguite delle attività di danneggiamento. E qual è l'esito di queste indagini? Negativo, ma su questo potrebbe riferire. In effetti, dottore, abbiamo una indicazione di un teste e comunque di un verbalizzante con disegno diverso, cioè nel senso. No, ecco, io non ho esatta contezza, io credo che potrebbe riferire su questo per la DIA di Catania l'ispettore Fonti, credo, e peraltro credo che sia citato, perché fu divisa questo accertamento, e non so se esistono poi altri verbalizzanti. Non della DIA, ovviamente. Non della DIA. Dottore, un'ultima domanda. Le risulta, in base alle funzioni da lei esercitate nell'ambito della DIA, che siano stati accertati i collegamenti, nel senso di rapporti di conoscenza, di amicizia, di frequentazione, tra il Baudo e qualche personaggio indagato nell'ambito di altre investigazioni, indagini di cui la DIA su delega della Procura della Repubblica di Catania si è occupato? Chiedo scusa, le chiedevo se le risulta, sulla base delle funzioni da lei esercitate nell'ambito della DIA, che siano stati accertati dal suo ufficio collegamenti, nel senso di rapporti di amicizia, di frequentazione, tra il Baudo e qualche personaggio indagato nell'ambito di altre investigazioni. Non sono state rilevate frequentazioni con soggetti, almeno dai nostri accertamenti, frequentazioni con soggetti pregiudicati o soggetti inseriti in ambienti malavitosi. Non ho altre domande. Domande per il teste? Dottore, ha svolto anche delle indagini a proposito di speculazioni che erano state compiute da Baudo Giuseppe con alcuni soci in territorio di Vendicari? No. Le risulta se in quella zona di Vendicari Giuseppe Baudo abbia svolto o abbia acquistato dei terreni o si riprometteva di realizzare un complesso? Mi risulta solo per sentito dire, ma non ho mai avuto modo di svolgere l'accertamento.
ha svolto degli accertamenti in merito a possibili moventi che potevano vedere coinvolto Baudo Giuseppe in qualità di direttore artistico del Teatro Stabile di Catania? Non ho svolto accertamenti in tal senso. Per quanto riguarda allora le varie ipotesi di movente che vengono indicate a pagina 9 del vostro rapporto all'autorità giudiziaria, sono delle varie ipotesi di movente, tentativi da parte della malavita di assumere cointeressenze in operazioni di speculazione nella zona di Vendicari, sgarbi del Baudo nella delicata sua nuova funzione di direttore artistico, che non hanno avuto allora nessun sviluppo da parte vostra? La CNR per correttezza riportava che quelle ipotesi di movente erano attinte da articoli di stampa relativi all'episodio. Che non ebbero allora alcuno sviluppo pratico da parte dei vostri uffici? Uno sviluppo da parte dei nostri uffici perché noi avevamo una delega precisa e quindi ottemperavamo questa delega. E per quanto riguarda le ipotesi di un eventuale attentato da parte dell''ndrangheta calabrese nei confronti di Pippo Baudo? Non abbiamo svolto alcun accertamento delegato in tal senso. Avete svolto indagini a proposito di quelle minacce che subì Baudo in occasione di uno spettacolo, di un programma Domenica in cui si parlò della famiglia dei Facchineri che era in combutta con altra famiglia della 'ndrangheta di... Va bene. Nessun'altra domanda. Altri interventi? Vuole disattivare il microfono, avvocato? Grazie. Sì, signor Presidente, se ritiene. Sì. Mi scusi, una domanda. Avete fatto accertamenti circa collegamenti per quanto attiene a speculazioni edilizie fatte dal signor Baudo con un certo imprenditore, Palmeri, nella zona di Mascalucia? Abbiamo fatto accertamenti per verificare in ordine a deposizioni del Baudo quali erano state le sue attività in tal senso in quella zona. Non avete verificato se per caso per le speculazioni edilizie che sono state fatte in quella zona, costruzione eccetera, in quale società era interessato il Baudo e chi erano i soci? Vabbè, e chi erano i soci di questo Baudo? Prego. E allora, il Baudo nel 1970, il 28/3 del 1970, acquista da un tale Damiano un fondo rustico sciaroso nella zona di Mascalucia comprata 3 milioni, ettari 1,96 per una determinata somma. Dopo qualche mese, il 18/9 del 1970, acquista altro stacco di terreno attiguo da altro soggetto, a terreno confinante con quello poco prima acquisito, ettari 1,58. Il 27 settembre 71, siamo ad un anno circa dopo, quanto frutto dei due acquisti viene trasferito, quindi tra ettari e 55 vengono trasferiti dal Baudo Giuseppe a una società, la Freccia d'Oro ARL, all'epoca rappresentata dal cavaliere Calcara Giacomo e dall'avvocato Piero Filippo, valore dichiarato 35 milioni. La società che ho citato prima, cioè la Freccia d'Oro, risultava costituita dal 9 giugno del 1971 per mano di Baudo Giuseppe, Calcara Giacomo, Calcara Antonio, che se non ricordo male
avviene una modifica delle cariche sociali, venendo riconfermato però il Calcara Giacomo, coadiuvato al nominando il Calcara Antonio. Entrambi quindi amministratori con poteri decisionali. Il 31 dicembre del 76 si registra una serie di perdite e di pareggi in capitale. Il 12/9/79 viene deliberato lo scioglimento della società con cancellazione del 25/2/80. Nel contempo però sul terreno la società Freccia d'Oro ha eretto un complesso di villette a schiera per un totale di 95 appartamenti. Chiedo scusa un attimino, devo cambiare. Può proseguire. Stavo dicendo, da Grifo Società per Azioni e la San Rocco SRL. Entrambe vengono costituite il 25/3 dell'81 presso il notaio Tamburrino Gaetano. Per quanto attiene la Torre Grifo, capitale sociale 255 milioni, suddiviso in parti uguali tra Sapienza Ignazio, Baudo Giuseppe e Calcara Oreste. Ragione sociale la costruzione di fabbricati di qualsiasi genere per conto terzi, nonché attività generiche di edilizia. Il 31 dicembre dell'85 trasformazione della società da SPA in SRL. Nel contempo, il 5/6/81, la società acquista dai fratelli Savarese Rosa e Savarese Camillo, uno stacco di terreno edificabile, sempre sito in Mascalucia, contrada San Rocco 3 Altarelli, che è vicina proprio come sito, come allocazione ai luoghi di cui abbiamo parlato prima per la Freccia d'Oro, per la costruzione dei 95 appartamenti. Una zona che è estesa area 68, quest'ultima. Sul terreno, a seguito di concessione edilizia ottenuta dalla Torre Grifo SRL, il 24/5 dell'89, a seguito anche di una richiesta di variante e di proroga per l'effettuazione dei lavori, vengono erette 3 palazzine. Mi scusi, può precisare all'epoca quando è avvenuta questa variante e proroga? Chiedo la concessione relativa variante e proroga del 24/8/92. Grazie, può proseguire, no, non aveva precisato questa data. Direttore dei lavori, l'ingegnere Calcara. Non siamo stati in grado di accertare materialmente chi aveva costruito le palazzine. A livello informativo responsabile era lo stesso responsabile di cantiere dell'altra società, cioè la Freccia d'Oro, tale Greco Camillo. Alcuni degli appartamenti all'atto dell'accertamento, cioè del 94, dicembre 94, dicembre 94, risultavano ancora invenuti. Per la terza società, la San Rocco SRL, con capitale sociale 96 milioni, la suddivisione dei soci era calcolata tra Sapienza e Ignazio, Baudo Giuseppe e Calcara Oreste, cioè in pratica le stesse persone nella Torre Grifo. Ragione sociale,
dai Germani, Savarese, Rosa e Camillo, gli stessi venditori che per l'altra società, un altro stacco di terreno in cui è già sito un villino con due porte, sempre Mascalucia contratta seguirà la richiesta recente rispetto agli accertamenti, quindi richiesta al Comune del 5294 per ottenere l'autorizzazione al restauro di questa villa, al risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso, quindi da edificio a valenza ricettiva a edificio da adibire a scuola materna, con pareri favorevoli da parte dell'ufficio sanitario e dell'ufficio tecnico del Comune e con conseguente autorizzazione edilizia del 2 maggio del 1994. Anche per i lavori di ristrutturazione della villa risulta essere responsabile di cantiere Greco-Camillo. Grazie, un'altra domanda, dottore. Avete fatto accertamenti e se ne avete fatti, in esito a questi accertamenti, vi è risultato se il Baudo ha venduto immobili nella zona di Mascalucia al signor Puglisi Piero? Non abbiamo fatto accertamenti in questo senso. Mi scusi, a questo punto io le contesto quello che lei sta leggendo a pagina 32, credo che abbiamo lo stesso atto, dove si dice: per quanto attiene ai terreni alienati dal Baudo Giuseppe in Mascalucia per i vigenti complessi abitativi, si evidenzia che dagli accertamenti esperiti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari non sono risultati beni immobili ceduti dal Baudo o suoi stretti congiunti o affini al citato Puglisi Piero. Non l'ho fatto io. Scusi, lei 2 ore che legge l'atto, ora mi dice non l'ha fatto lei, mi consenta. Lei ha letto tutto quello che ha letto sulla base di questo stesso documento, ora mi dice che non l'ha fatto lei, mi scusi. Basta la contestazione. Vorrei di essere paziente, come ho detto, non ho fatto accertamenti in tal senso. Ho scritto e confermo, personale della DIA ha fatto accertamenti in tal senso. Con i risultati a cui... Con questi risultati. Va bene, grazie. Non ho più domande. Ultima domanda, posso? Sì. Ha svolto delle indagini circa delle trattative per la vendita della villa dove poi è stato compiuto l'attentato dinamitardo di appartenenza al Pippo Baudo, trattative tra lo stesso, tra quest'ultimo e un commerciante di Acireale? Trattative che si sarebbero svolte prima dell'attentato? Non ho svolto accertamenti personalmente in tal senso. Ma ha notizie su tale episodio lei? No, signore. Le risulta nuovo allora? Lo sta apprendendo oggi in questa sede? Non ricordo di aver saputo di questa cessione o tentativo di cessione. Nessun'altra domanda, Presidente. Pubblico Ministero. Dottore, le volevo chiedere se le risultano sulla base delle indagini compiute dalla DIA rapporti di affari tra Pippo Baudo e tale Papalia Aldo. Sono risultati alla DIA, accertamenti svolti da personale della DIA, dei rapporti di affari fra il Baudo e Papalia Aldo. Però non sono in grado io di precisare personalmente, perché non fu svolto da me e non fu svolto dalla mia sezione investigativa. E su Papalia Aldo in base a quali elementi avete svolto indagini? Ma per delle indagini di iniziativa svolte da un'altra sezione del centro operativo DIA di Catania. Furono fatte una serie di accertamenti e di attività investigative sul Papalia. Per quali fatti? Le chiedo scusa, Presidente, sono l'avvocato Russo. Io non ho inteso né posso intendere la significazione e l'opportunità della domanda. Si tratta di un signore del quale agli atti del processo non mi pare
si possa annoverare tra gli imputati, non so a cosa tende l'indagine, non ho letto atti depositati in proposito, sfugge a ogni mia comprensione e possibilità di controllo la funzione e il traguardo, l'obiettivo delle domande. Papalia Aldo chi è? Vuole chiarire il pubblico ministero? Presidente, io volevo fare la stessa osservazione, aggiungendo semplicemente che mi sembra un tema di indagine assolutamente al di fuori dell'oggetto delle imputazioni. Si tratta di soggetto che non ha alcuna, allo Stato, attinenza con questo processo. Vuole precisare il pubblico ministero? Sono emersi... Mi scusi, il pubblico ministero, se ci vuole precisare la domanda in relazione sempre al capitolo. Presidente, io credo che la conducenza è chiara, nel senso che se si fa una domanda di questo tenore si intende esplorare un tema che risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono state depositate agli atti, cioè il rapporto che può avere avuto il Baudo con elementi della malavita organizzata rispetto ai quali l'attentato alla villa si pone come la conseguenza di un particolare atteggiamento assunto dal Baudo. Io credo che in questo senso... Può procedere. Papalia, mi scusi, Papalia sarebbe un esponente della malavita organizzata catanese? No, può procedere, sono rigettate le opposizioni, può procedere. Presidente, mi scusi, lei si è già pronunziato, io non ho nessuna intenzione né voglia di contestare. Voglio dire, la Corte evidentemente ha compreso di che si tratta e solo in conseguenza di questo ha deciso che il pubblico ministero può procedere. Cioè, voglio capire... Adesso non contesto l'ordinanza, non l'ho fatto mai. Una volta che la decisione è presa. Il pubblico ministero ha detto è importante perché riguardano i possibili contatti di Baudo con la malavita catanese. Sì. La Corte ha detto può procedere, il che significa che ha ritenuto che sia questo contatto sul quale dovrà riferire il test un contatto tra il Baudo e un malavitoso catanese. Se no io proprio non capisco. Mi scusi, Attendiamo le ulteriori domande. Le risultano collegamenti, rapporti di frequentazione tra Papalia Aldo e Ercolano Aldo? Continua a esserci, conosco già la decisione della Corte, ho il dovere tuttavia di fare opposizione alla domanda. Le ragioni credo che siano evidenti, Presidente. Io aggiungo, il dibattimento non serve o non può servire a esplorare l'universo mondo del probatorio, il dibattimento è segnato da un'imputazione e che quell'imputazione costituisce il solco entro cui normalmente l'istruttoria dovrebbe svolgersi. Se poi la Corte ritiene di allargare... Mi scusi, prego, Ministero, la verbalizzazione dell'opposizione e dei motivi dell'opposizione è doverosa. Dopodiché c'era stato già un rigetto all'opposizione. Io desidererei che ai fini della successiva utilizzazione di questa parte dell'istruttoria dibattimentale il giudizio sulla ulteriore utilizzazione risultasse per tabulas anziché da argomentazioni in contraddittorio, cioè dal tenore delle domande e dal contesto delle risposte. La domanda l'ho formulata, cioè se sulla base di indagini del centro DIA di Catania sono emersi collegamenti tra Papalia Aldo e Aldo Ercolano. Confermo che una sezione del centro operativo DIA di Catania ha effettuato accertamenti in tal senso e ha verificato a livello investigativo quello che lei mi chiede. La sezione non è quella a cui appartengo, quindi rispondo affermativamente, ma negli esatti contenuti non sarei altrettanto preciso. E chi è che si occupa della sezione, chi è che dirige la sezione che si è occupata di questo tipo di investigazione? La dottoressa Ambra Monterosso e il dottor Guido Longo ancora prima di essere... dottoressa Monterosso, prima di essere trasferito. Quindi lei dice sono stati accertati questi collegamenti, però non è in grado Sono stati accertati questi collegamenti, sono stati inviati
Presidente, c'è opposizione a quest'ultima domanda, mi consenta. L'avvocato Russo si oppone all'ultima domanda alla quale il test stava cominciando a rispondere. È la stessa domanda di prima. No. Cioè, io almeno avevo capito che il test avesse detto che gli constava che erano stati fatti degli accertamenti, Ma sta dicendo non che fosse stata accertata la circostanza. E che l'accertamento non l'ha fatto lui. Facciamo parlare il tesi, io non lo so, aveva già risposto affermativamente anche se non sapeva precisare quali fossero. Questo è quello che è verbalizzato, io chiedo che venga subito sentito. No, lo possiamo lasciare com'è. Quindi, dottore, vuole ripetere? Cioè, non so fornire specifiche nei particolari, con la precisione, ma so certezza che era stato verificato che esistessero collegamenti fra il Baudo e soggetti inseriti in Cosa Nostra Eternea, tra cui Ercolano Aldo. No, tra il Baudo o il Papalia? Evitiamo. Tra il Papalia, chiedo scusa. Tra il Papalia, tra Aldo Papalia e Aldo Ercolano. Grazie. Possiamo licenziare il test? Può andare, dottore, grazie. Fonti. La seconda cella, per favore. La prima grande. La quinta. Presidente, dicono che non si sente nulla dalla loro aula. Si può provvedere? Ora si sente, ora si sente. Allora, mi dicono dalla regia che i testimoni si dovrebbero avvicinare di più al microfono, proprio dovrebbe parlare accostati al microfono. Lei mi pare già deposto una volta. Se comunque vogliamo ripetere le generalità per il verbale. Ispettore Fonti Giuseppe, nato Catania 16 marzo 64. È in servizio? Presso il centro operativo via di Catania. Sì. La formula, la rileggiamo oppure? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero. Ispettore, da quanto tempo già probabilmente questa domanda era stata fatta, comunque la ripetiamo anche per chiarezza in questo esame. Da quanto tempo è in servizio presso la DIA? Dal gennaio 93.
si è occupato di compiere accertamenti su eventuali attentati commessi nei confronti di beni appartenenti a Pippo Baudo? Indirettamente, in quanto il mio ufficio è stato delegato dall'autorità giudiziaria il 18 luglio del 94 per dichiarazioni di un collaborante relative ad eventuali attentati che dovevano essere compiuti a immobili di pertinenza del presentatore Baudo Giuseppe. Che dovevano essere o erano stati? Che dovevano essere compiuti. Sì. In particolare il collaborante dichiarava che un affiliato del clan Usso Bottaro a nome Gambuzzo Emanuele, che aveva partecipato a un incontro a Catania, incontro che doveva sistemare un'accesa discussione che c'era fra due cosche siracusane, la cosca dell'Urso e la cosca del Nardo. Una volta ultimato l'incontro, che venne svolto a Catania, non indica però il collaborante in quale luogo, incontro che era stato organizzato da Pattarino Francesco, figlio naturale di Mangion. Rientrato, il Gambuzzo Emanuele invitò il collaborante a organizzare un attentato a degli immobili di pertinenza del presentatore Baudo Giuseppe che si trovavano nella zona Costa Bianca di Siracusa. A quel punto io personalmente, insieme ad altri miei colleghi, effettuiamo degli accertamenti atti a rintracciare questi immobili di pertinenza del presentatore nella zona citata dal collaborante. Gli accertamenti ci portano in un appezzamento di terreno che si trova in contrada Plemmirio, è appunto denominata Costa Bianca, nella zona siracusana. Si tratta di una zona residenziale dove sono ubicate 9 villette in un tratto prospiciente il mare in questa zona siracusana. Gli accertamenti permettono di stabilire che nel 1969 il presentatore Baudo Giuseppe acquista questi terreni per poi rivenderli attraverso vari atti di vendita a un costruttore di nome Ferdinando Pancera. Il costruttore, titolare di una SPA denominata appunto Pancera Ferdinando, costruisce le 9 villette su questi immobili e ne rivende una al presentatore Baudo Giuseppe. Questo accade a cavallo fra gli anni 73 e 78. Nel 1978 il presentatore Baudo riacquista appunto questa villetta per poi rivenderla definitivamente nel 1980 sempre al costruttore Pancera. Attualmente, in base agli accertamenti che abbiamo sviluppato, delle 9 villette 5 appartengono ancora alla Pancera e 4 appartengono a altri proprietari che provengono la maggior parte fuori dalla Sicilia. In particolare, in seguito alla delega, nel novembre 94, se non ricordo male, viene assunto a sommaria informazione tale Di Mauro Paolo, che si occupava della guardiania e della vigilanza di questi immobili in contrada Plemmirio. Il Di Mauro in particolare ci indica tutta la cronostoria di questi immobili, che poi noi accertiamo cartolarmente nei vari uffici delle conservatorie, e ci dice che nella zona questi immobili vengono appunto chiamati i bungalow di Baudo. Ci dice che addirittura un contratto dell'Enel, addirittura un pozzetto dell'Enel che si trova ancora all'interno dello stabile, porta le indicazioni di Baudo Giuseppe. Però lui stesso ci dice che attualmente gli immobili non appartengono più al presentatore. Ci dice anche che era lui stesso che si occupava ora di affittare questi immobili a chi gliene faceva richiesta e altre cose non inerenti alla delega per cui noi avevamo fatto gli accertamenti. Avete fatto accertamenti per verificare se prima dell'attentato del gennaio 91 erano stati posti in essere azioni dello stesso tipo, anche se di intensità diversa, nei confronti ai danni della stessa villa poi oggetto dell'attentato del gennaio?
91. Sì, fecimo però degli accertamenti atti a accertare appunto se erano stati fatti degli attentati in generale a immobili di pertinenza di Baudo, e in particolare nell'89 ci furono 2 attentati, uno sempre alla villa di Santa Tecla di modesta entità nella parte dell'ingresso della villa, e un secondo in un immobile sito a Vizzini di pertinenza ai genitori di Baudo Giuseppe. In particolare accertammo che l'Arma di Vizzini denunciò alla Procura della Repubblica Caltagirone 2 persone per quest'ultimo attentato, in particolare Giampapa Giuseppe e Siracusano Marcello, che facevano parte della cosca del Nardo Sebastiano. Ricorda in base a quali elementi si era indagato nei confronti di questi 2 soggetti? No. In ordine alle società e agli immobili cui è interessato il Baudo, avete fatto accertamenti oltre quelli di cui abbiamo detto con riferimento alla zona di Siracusa? Sì, ci furono delegati degli accertamenti sempre all'autorità giudiziaria inerenti a 2 alberghi, l'Hotel Santa Tecla e l'Hotel Eolian Park Inn di Milazzo. In particolare dovevamo accertare se il presentatore Baudo Giuseppe aveva delle cointeressenze in questi 2 alberghi, anche perché presso l'albergo di Milazzo il 4 aprile del 1990 a opera di ignoti era stata fatta esplodere una bomba carta che aveva causato dei danni all'ingresso dell'albergo. Questo quanto avveniva? 4 aprile 1990. In quell'occasione sia il direttore che il vice direttore, che è lo stesso titolare della Somega, Società Meridionale Gestione Alberghi, che gestiva l'albergo, escluse che erano state fatte delle richieste estorsive sia all'albergo sia alla proprietà dell'albergo. Questa società, la Somega, gestiva lo stesso Hotel Santa Tecla, e l'amministratore unico Puglisi Cosentino Raffaele, che venne sentito appunto in sede di denuncia, escluse che erano state fatte richieste estorsive di alcun genere e non sapeva indicare a opera di chi fosse stato fatto l'attentato. Questo attentato ai danni di quale struttura? Eolian Park Hotel Inn di Milazzo. Okay. E ricorda se sono stati fatti accertamenti dalla DIA con riferimento ad eventuali attentati nei confronti del Santa Tecla? Sì, cioè noi abbiamo fatto accertamenti di natura camerale proprio per la proprietà dell'albergo, per vedere i vari passaggi, le società a cui apparteneva l'albergo, ma non abbiamo trovato degli atti che hanno accertato degli attentati proprio all'Hotel Santa Tecla. L'unico attentato è questo di Milazzo. Per quale spazio temporale avete fatto questi accertamenti? Noi abbiamo esaminato le ditte, le società sin dal loro nascere, sin dagli anni 70, perché le ditte che hanno gestito quest'albergo sono parecchie, tutte poi facenti capo alla Puglisi Raffaele Cosentino, che a vario titolo è stato nelle varie società. La DIA di Catania ha fatto accertamenti su eventuali collegamenti tra Pippo Baudo e qualche personaggio catanese che è stato indagato per altre ragioni? C'è stato un periodo che presso la DIA di Catania sono state effettuate delle indagini curate dal dottore Longo e dalla dottoressa Monterosso, in cui è stato interessato un personaggio di nome Papalialdo, poi di recente tratto in arresto a seguito di provvedimento di custodia cautelare. In particolare in delle intercettazioni telefoniche, se non ricordo male, il Papalialdo
viene avvertito dalla segretaria di essere stato cercato da tale Aldo Ercolano. Però sarei più preciso con le intercettazioni, non ricordo bene i vari passaggi. Quindi mi faccia capire, Papalia Aldo, esisterebbe questo collegamento tra Papalia Aldo C'è e una Aldo? telefonata in particolare in cui la segretaria avverte il Papalia. Presidente, le chiedo scusa, per quanto attiene al riferimento del contenuto delle conversazioni, questo difensore pone opposizione, non essendo possibile introdurre al processo al di fuori delle norme che prevedono l'acquisizione regolare. Sì, Presidente, mi scusi, mi associo, Presidente, mi associo all'opposizione dell'Avvocato Russo, tenendo anche in considerazione il fatto che si tratta di pretese intercettazioni contenute in altro procedimento. Quindi dico, siamo completamente al di fuori dei ma non c'è un divieto come oggetto della testimonianza, quindi l'opposizione viene rigettata, può rispondere. Non c'è un divieto. Prendo atto, sì. Cioè noi stiamo apprendendo di questa circostanza, la stiamo apprendendo proprio attraverso la testimonianza, che c'è stata un'intercettazione telefonica. Sul contenuto, sulla risultanza di questa intercettazione telefonica, se noi poi dovessimo utilizzarla per la decisione, allora si dovrebbe trovare il mezzo tecnico, che non è certamente quello della testimonianza, per la utilizzazione, ma sulla circostanza che c'è stata questa intercettazione, su quello che si diceva o non si diceva, per la notizia stessa, mi volete dire su che cosa basate sostanzialmente questa vostra opposizione, se non su veramente dei pretesti formali? Signori miei, cerchiamo di non interrompere più questo esame. Presidente, le chiedo scusa. Le chiedo scusa, no, non stavo chiedendo scusa a posteriori, ma a priori per quello che sto dicendo, che noi dobbiamo in qualche modo giustificare alla Corte se adottiamo, diciamo, le norme del codice o l'interpretazione che noi possiamo darne. Io non credo che si possano chiamare pretesti, io rifiuto che si possa parlare di pretesti. Mi scuso io, Avvocato Russo. Accetto le sue scuse. La ringrazio, Presidente. Proseguiamo. Sono emersi collegamenti nel corso di tali indagini tra il Baudo ed Papalia Aldo? Le risulta che ci fossero rapporti di affari ed eventualmente quali? Per quello che ricordo ci furono altre telefonate in cui il Baudo era interessato alla Tamoil, una catena di distribuzione carburanti, però il contenuto non lo ricordo precisamente. Ci furono delle telefonate, se non ricordo male, fra il Baudo e il Papalia. Sono stati fatti accertamenti su collegamenti tra Baudo e imprenditori catanesi? Come dicevo prima, l'indagine fu condotta dal dottore Longo e dalla dottoressa Monterosso, quindi non so dare una risposta precisa sull'argomento. Non ho capito, mi scusi. Come dicevo prima, l'indagine era condotta nelle persone del dottore Longo e della dottoressa Monterosso, quindi se altro personale ha fatto accertamenti su collegamenti fra Baudo e altri imprenditori non lo so indicare. La domanda la facevo con riferimento proprio alle attività di indagine, se vi sono state attività di indagine delegate alla sezione nella quale lei opera. In particolare sono stati fatti accertamenti per verificare collegamenti con l'imprenditore Palmeri? Sì, con l'imprenditore Palmeri sì. Vuole riferire alla Corte l'esito di questi accertamenti? Allora, per quanto riguarda l'imprenditore Palmeri, innanzitutto partiamo dal presentatore Baudo. Si è accertato che nel 1900 consulto la CNR numero 125 CTH 16 5701 del protocollo del 20 dicembre 94. Già gli atti.
nel 1970 il presentatore Baudo Giuseppe acquista sia nel 70 che nel 71 una serie di terreni in territorio di Mascalucia. Nell'occasione viene creata una ARL denominata la Freccia d'Oro ARL, con a capo l'ingegnere Calcara Antonio, un altro signore di nome Calcara Giacomo, lo stesso Baudo e l'avvocato Ielo Filippo. La società, che nasce appunto nel 1970, permette la costruzione di circa 95 appartamenti con la denominazione appunto Freccia d'Oro. La società viene sciolta anticipatamente nel 1979 e viene poi cancellata dal registro delle società nel 1980. Gli accertamenti non ci hanno permesso di stabilire se gli edifici sono stati costruiti da ditte che facessero capo, fossero collegati al costruttore Palmeri. Successivamente vengono create altre due società, la Torre Grifo SpA e la San Rocco SRL. Anche in questo caso troviamo fra i soci lo stesso Baudo Giuseppe, Calcara Oreste e il Calcara Antonio Ingegnere. In ambedue le società come amministratore unico troviamo Mughini Giuseppe. Tutte e due le società hanno lo scopo di costruire e edificare appartamenti in genere. Sempre in quel periodo, siamo nel giugno del 1981, viene acquistato da parte della società un terreno sito in Mascalucia, Contrada, San Rocco. E su questo terreno vengono edificati una trentina di appartamenti. Anche in quell'occasione l'ingegnere Calcara Antonio è il capo dei lavori. Sia nella società Torre Grifo SRL che nella San Rocco SRL, direttore dei lavori nei cantieri di pertinenza è tale Greco Camillo, nato a Cicastello il 18/11/1934. Sempre in quell'anno viene acquistato dalla società un villino rustico che successivamente, sempre a richiesta della società, verrà trasformato per poi essere ceduto al comune per la costruzione di un asilo o qualche altra cosa del genere. Infatti il comune di Mascalucia darà l'autorizzazione edilizia il 2 maggio del 1994. Anche in questo caso direttore dei cantieri è il Greco Camillo prima citato. Gli accertamenti in ambedue le società miravano a accertare la presenza del costruttore Palmeri Salvatore all'interno delle due società o in ditte collegate che avessero costruito i 95 appartamenti o i 30 appartamenti citati poc'anzi. Ma in nessun caso gli accertamenti ci hanno permesso di stabilire se ditte facenti capo a Palmeri Salvatore avessero edificato in quei terreni di Mascalucia. Un'ultima domanda, Ispettore. Lei poc'anzi all'inizio faceva riferimento ad un'attività investigativa svolta a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore. Vuole indicare alla Corte il nome e il cognome di questo collaboratore? Caschetto Antonio Giuseppe. Grazie. Le risulta, Ispettore, se siano stati compiuti danneggiamenti o attentati in danno di immobili nella disponibilità del Baudo in territorio della Sardegna? Ci fu un tentativo, se non ricordo male, ci fu un tentativo di furto, un immobile di pertinenza di Baudo. Però il collaborante citato poc'anzi, nelle sue dichiarazioni, diceva che era necessario per i catanesi non servirsi di altre organizzazioni malavitose di altre regioni per poter arrecare dei danni al presentatore Baudo Giuseppe. Ed era questa una delle cause per cui i catanesi si erano rivolti a siracusani, così come citato dal Caschetto. Abbiamo finito per ora, Presidente. Avvocato. Sì, mi scusi, signor Ispettore.
Lei poco fa ha detto che il complesso costruito in territorio di Siracusa, le 9 villette, poi del Panciera, era conosciuto, era stato indicato come conosciuto come i bungalow di Baudo. Era conosciuto solo con questa denominazione o con qualche altra denominazione? Il territorio si chiama Contrada Costa Bianca, ma ancora oggi, come dichiarato da Di Mauro Paolo, che è la persona che si occupa della guarderia e della vigilanza del comune del Cancello, vengono ancora oggi chiamati i bungalow di Baudo. E io le sto chiedendo solo come bungalow di Baudo oppure con qualche altra denominazione? Costa Bianca. Allora questo custode vi ha detto Costa Bianca o i bungalow di Baudo, non solo i bungalow. Costa Bianca l'abbiamo accertato noi con gli accertamenti presso le conservatorie. Lui li ha chiamati i bungalow di Baudo. Scusi, io sono costretto a leggere qua la frase che è riportata. Il nominato imprenditore, ingegner Panciera Ferdinando, su quell'appezzamento di terreno costruì il complesso residenziale comprensivo di numero 9 ville, conosciuto quale Costa Bianca o i bungalow di Baudo, fra virgolette queste cose, come da dichiarazioni rese da tale Di Mauro Paolo, nato ad Avola, eccetera, eccetera, residente, esercitando ivi la guardiania. È testuale, in un atto che è allegato al rapporto che lei sta leggendo. Ed esattamente la relazione che non porta data, ma è qua. Avvocato, mi scusi, nel verbale sommario di spontanea dichiarazione del 15/11/94 Di Mauro dichiara: voglio precisare che questa residenza, per notizia saputa occasionalmente, esiste da 15-20 anni, costruito da Giuseppe Baudo, nuovo presentatore, tanto da venire indicato nella zona come il bungalow di Baudo. Ancora oggi esiste un fondatore della luce condominiale esterna che è stata Baudo. Scusi, lei sta leggendo un atto che io in questo momento non c'ho, io le ho letto e sono pronto a mostrarle un altro atto nel quale, detto testualmente quello che ho detto poco fa, è a disposizione della Corte per quello che è. Se ne chiede la produzione di questa, si ammette nella parte. È una relazione di servizio in ordine a indagini effettuate. Non si tratta di dichiarazioni, si tratta comunque, costa dal verbale questo. Signor Presidente, è riportato, io mi riferivo a quello che ha riportato, stiamo interrogando. Un'altra domanda, mi scusi, forse mi è sfuggita poco fa che mi ero distratto. Lei ha detto che il Baudo cedette questo terreno a Panciera, prima e poi lo acquistò globalmente. Benissimo, sì, la domanda è un'altra. Alla fine il Panciera ha costruito 9 villette, una di queste venne ceduta al Baudo. Nel 1978. Questa villa è rimasta di proprietà del Baudo? Solo per 2 anni. Nel 1980 il Baudo finisce di essere proprietario di qualunque immobile all'interno del complesso. La ringrazio, pensavo che non avesse fatto questa precisazione sulla data della cessione del Baudo. Sa dire a chi l'ha ceduta il Baudo nell'80? Se non ricordo male tale Fusillo. Va bene, grazie, non ho più domande. Avvocato Lipera. Mi consente di stare seduto, Presidente? Certamente. Ispettore, dove ha fatto servizio prima di entrare a far parte della DIA? Alla Criminato. Da quanti anni? Per circa 2 anni. A parte gli accertamenti alla conservatoria o le ispezioni di terreni, comunque le indagini delegate di cui ha detto, in questo processo, Ispettore, lei ha fatto altre indagini? A vario titolo, sì. Me ne dica qualcuno. Del titolo o delle indagini? Non abbiamo capito la domanda. Scusi, io parlo al test, se non l'ha capito il test me lo deve dire il test che non l'ha capito. Allora faccio opposizione nel senso che la domanda venga precisata. Se il Presidente l'accoglie io chiarisco. Infatti io sto parlando col Presidente. Non... Vogliamo ripetere la domanda? La domanda, il test mi ha risposto a vario titolo e io ho detto me ne dica qualcuno. Se non è chiaro chiarisco, Presidente. Può rispondere. Allora, accertamenti a seguito delle dichiarazioni del collaborante Licciardello. Che riscontri ha avuto? Riscontri su alcuni omicidi. E questi riscontri alle dichiarazioni del pentito, solo di Licciardello si è occupato lei? Mi sono occupato pure, però non come riscontri, ma solo come perizia. Infatti non ho partecipato all'indagine.
No, non mi interessa, come riscontri? Ci sono stati accertamenti che hanno avuto esito negativo? Di solito quando ci sono accertamenti con esito negativo noi relazioniamo al magistrato. Ma io non lo so. E dico, lei ne ha fatte. L'ho anche detto durante la deposizione che se non c'erano dei collegamenti non scrivevamo che c'erano dei collegamenti. Quindi risponde sì alla mia domanda. Se ci sono dei collegamenti lo diciamo, lo dico personalmente, se non ci sono non lo dico. Chiarisco meglio allora. Le è capitato di scoprire che i pentiti avevano detto cose assolutamente false? C'è opposizione alla domanda. Perché generiche, perché si accoglie l'opposizione. Però parlarmi di genericità proprio a me, Presidente, io obbedisco. Sta dando una connotazione precisa, vuol dire sì, deve precisare in relazione a un particolare argomento se ha dato esito positivo o negativo, se l'ha trovato riscontro oppure Presidente, non credo che abbiamo. Sì, io obbedisco senz'altro, ma vorrei esternare il mio pensiero. Voglio dire che lo può chiedere anche a me, che ho scritto anche delle sentenze. Io voglio anziché al testo. Questa difesa vuole dimostrare che i pentiti dicono anche delle cose false e chi ha fatto accertamenti è la polizia, non è certo il pubblico ministero o l'avvocato. Quindi solo se il poliziotto mi dice tante volte abbiamo avuto dei riscontri positivi, tante volte abbiamo avuto riscontri negativi, poi io approfondisco, ma prima vado sul generico e poi casomai vado sul particolare. Questo tanto per parlare, abbiamo parlato abbastanza. Ispettore, ha disposto o ha eseguito lei personalmente, sempre in riferimento a questo processo, pedinamenti o intercettazioni ambientali o telefoniche? Con riferimento a chi? Chiedo al Presidente che venga specificato. Specifiche, avvocato. Presidente, parlo di questo processo. Io ho capito che l'ispettore ha fatto accertamenti alla conservatoria immobiliare e dell'ispezione di terreni in Sicilia, e questo l'ho capito. Io chiedevo di sapere, perché credo che è un diritto da parte di un rappresentante del foro, sapere se un ufficiale di PC che appartiene a questa polizia speciale che è la DIA, a parte gli accertamenti alla conservatoria, in un processo che è un processo storico in Italia, ha fatto altri accertamenti. E accertare una verità, anche questa, Presidente. Avvocato, sul punto il test ha risposto. No, non ha risposto. Si è fatto che si è occupato di qualche altra cosa, lei ha chiesto che cosa, ha detto anche di una particolare indagine. Io ho chiesto se dopodiché ai fini che possono interessare, che sono esclusivamente quelli di disagiare l'attendibilità del test per divagare in questo modo. Ne abbiamo a sufficienza. Presidente, per il resto la prego di attenersi all'oggetto. Non dimentichiamo che il nostro ruolo, della prova. Io mi attengo all'oggetto della prova. L'oggetto della prova, l'argomento, gli attentati alla villa di Baudo, ai beni di proprietà di Baudo. Lei perdonerà gli interessi di Baudo nel catanese e nel siracusano, quali sono stati i collegamenti con l'imprenditoria di Baudo, questi sono, a questi si deve attenere. Posso avere la parola, Presidente? Certo. Lei perdonerà i miei limiti, e questo non ci posso fare niente. Si accomodi. Sì, grazie, perché questi microfoni sono un poco infelici. Dicevo questo, è l'unico momento, il dibattimento, dove il ruolo del difensore, che necessariamente deve essere critico e serve a voi giudici per poi fare la sentenza, guai se non ci fossero i difensori e guai se non ci fossero i pubblici ministeri, si svolge proprio con queste domande. Ora, è chiaro che alla tesi accusatoria prospettata dai pubblici ministeri si contrappone la nostra tesi, che è critica, istituzionalmente critica, e vi facciamo del bene ai magistrati dell'accusa e ai magistrati giudicanti a essere presenti e a svolgere le nostre critiche, guai se così non fosse. Ora, io credo che alla luce di queste argomentazioni che vanno sempre ricordate, queste domande sono legittime. Se lei poi dice di no, io ho terminato, perché volevo sapere se l'ispettore aveva fatto intercettazione ambientale o ne aveva disposte o se ne aveva eseguite, alias telefoniche, basta. Se non ne ha fatte, non ne ha fatte. Queste domande le può fare, avvocato. E questo ho fatto, Presidente. La mia domanda era: allora, specificamente, primo, ha fatto pedinamenti? Sì. Quali? Non mi posso ricordare tutti quelli dove ho messo la firma. Alcuni, uno. Non se ne ricorda?
militare alla Marcella. Intercettazioni ambientali. L'ispettore coordina le intercettazioni ambientali, vengono come in sede di ufficio posti in essere l'altra persona. Sì, dico, lei ne ha coordinati in questo processo di intercettazioni ambientali?